Virginia Cattegno ha 98 anni ed è l'ultima deportata veneziana da Auschwitz vivente. Ne aveva 21 quando arrivò al campo di concentramento nazista con la mamma, la nonna, 2 fratelli e la sorella Lea, l'unica ad essere sopravvissuta assieme a lei. Oggi la sua vita è diventata un libro e un reading teatrale, messo in scena alla Fenice durante le celebrazioni della Giornata della Memoria. Sono cose che ho scoperto molto, come dire, nel tempo, perché mia madre, come tanti sopravvissuti, non è riuscita a raccontare, non voleva raccontare, non poteva raccontare, anche perché era qualcosa di troppo grande da raccontare, anche con la paura di non essere creduta. Donatella Tra Cipolato è una l'altro. delle figlie di Virginia. Ci sono voluti molti anni prima che la madre iniziasse a raccontare quella terribile esperienza che ora è diventata pubblica. È una storia forte, è una storia originale e soprattutto volevamo raccontare di lei non soltanto la parte più dolorosa, cioè Auschwitz, ma raccontare la sua vita, perché è importante dare l'idea di una persona che ha vissuto e non soltanto che ha sofferto. Oltre al libro, Matteo Corradini ha curato anche la rappresentazione messa in scena alla Fenice, che alternando brani musicali alle letture ha restituito con forza i sentimenti e le emozioni di quegli anni. Mentre ero qui pensavo che il teatro è un luogo di memoria. Trovo che questo del reading teatrale e musicale, tra l'altro, sia come dire, il registro giusto, il modo giusto proprio per raccontare qualcosa.